Una nuova storia voglio scrivere, più avanti andrò perché mi fido di te. Si messa al cammino devo piangere,
Pace del Signore a tutti, benvenuti. Vi invito ad alzarvi in piedi per cominciare il nostro culto. Avete passato una buona settimana? Amen. Siete pronti questa sera a ricevere una porzione di Spirito Santo da parte del nostro Signore? Amen. Hai salutato la persona di fianco a te? Girati verso questa persona, dagli un saluto, dagli un abbraccio. Dopo è da un mese che sono finite le restrizioni per il Covid, quindi fai sentire a questa persona che tu sei uno in Cristo con lei. Amen. Che questa possa essere una serata di rinnovamento nelle nostre vite, una serata di trasformazione per le nostre vite. Una serata in cui Dio possa mandare le sue benedizioni, che Dio possa mandare il suo amore su di noi. Amen. Ti invito a pregare in questo momento per cominciare questo culto. Preghiamo insieme, poi loderemo insieme al Signore. Benvenuto anche Michele, ti ho visto già stamattina, abbiamo un piacere di vederti. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, io ti chiedo, Signore, questa sera di manifestarti in mezzo a noi. Io ti chiedo, Signore, questa sera di fare vedere come tu sei un Padre amorevole verso di noi. Noi siamo qua, Signore, per chiedere a te, Padre, di manifestarti, chiedere a te, Padre, di far vedere la tua gloria, Signore, il tuo regno, Signore, in mezzo a noi. Siamo qua, Padre, per lodarti, siamo qua per esaltarti, siamo qua per pregare a te, per alzare a te clamori, Dio, questa sera. Ma quello che noi ti chiediamo, Dio, quello per cui noi siamo usciti oggi dalle nostre case, è sentire il tuo Spirito in mezzo a noi. Facci, Signore, essere pervasi dalla tua presenza, dalla tua gloria, Signore, che noi possiamo uscire di qua pieni di te, riflettendo, Signore, la tua gloria sul nostro volto. Nel nome di Gesù, Padre, io ti chiedo, scendi su di noi questa sera. Amen. Alleluia, gloria a Dio. Santo è il tuo nome. Questa sera noi vogliamo dichiarare che il nostro Dio è santo. Dobbiamo dirgli tante volte, perché Lui merita che noi diciamo tante volte. Amen. Ci riuniamo oggi qui per adorare te, che hai vinto, presto tornerai, la tua gloria è qui e io posso già sentirti. Re dei re, prendi il posto tuo, esaltato sul suo trono. Ci arrendiamo a te, innalziamo il tuo nome, tu sei benvenuto oggi qui, esaltato sul suo trono, noi ci arrendiamo a te, innalziamo il tuo nome. Tu sei benvenuto oggi qui, Santo, Santo, regno di lode.
posto tuo. posto tuo. Esaltato sul suo trono, noi ci arriviamo a te. Innalziamo il tuo nome, tu sei benvenuto oggi qui, Santo. Santo, Santo, degno, degno di lode. Tu hai tutto il mio amore perché sei santo, santo, degno, degno di lode. Tu hai tutto il mio amore, Gesù. Per te, Signore. Degno di lode, tu hai tutto il mio amore perché sei santo, santo, degno, degno di lode, tu hai tutto il mio amore, Padre, noi ti ringraziamo per questo culto. Noi ti ringraziamo, Signore, per l'opportunità di dirti che tu sei santo. degno di lode, tu hai tutto il mio amore perché sei santo, santo, degno di lode, tu hai tutto il mio amore, Gesù. Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo. Noi siamo qui riuniti per adorarti, Santo Spirito. Dio, ricevi la nostra lode, Padre. Ricevi l'adorazione della tua Chiesa. Ricevi, Signore, il meglio che noi possiamo darti, Signore. Padre, che i nostri pensieri siano rivolti verso te questa sera. Che il nostro cuore sia rivolto verso te, Signore. Insegnaci, Signore, questa sera Signore, a camminare con te tutti i giorni, Padre. Insegnaci, Signore, a stare nella tua presenza, Padre. Insegnaci, Signore, ad adorarti in spirito e in verità. Insegnaci, Signore, ad onorarti in spirito e in verità, perché tu sei santo e non c'è nessun altro. Tu hai tutto
applauso molto forte a Lui. Ah, Spirito Santo. Alleluia. Applaudo il nome del Signore. Applaudo il nome del Signore. Gloria a Ti, Signore. Glórias, 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 glórias. Santo, 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 santo. Tu sei vitorioso, Senhor, Tu sei vitorioso. E Teu nome é infalível. Teu nome, Senhor, é insuperável. Teu nome não c'è nessun altro. Non c'è nessun nome grande come il Tuo. Non c'è nessun nome che possa se ugualare a Te, Senhor. Non c'è nessun nome uguale al Tuo, Senhor. Non c'è nessun nome che ha il potere che ha il Tuo nome. Non c'è nessun nome. Non c'è nessun nome, Gesù. Il Tuo nome è potenza, il Tuo nome è potenza, il Tuo nome è potenza, il Tuo nome è potenza. Santo Spirito, Santo, Santo. Lotiamo con ali di fede e niente ci resisterà. Tutte le difficoltà l'inferno non trionferà e nulla ci impedirà, noi lo adoriamo e anche le mura le catene si spezzeranno finché dichiari vittorioso, vittorioso è nella tempesta sei, il suo nome i re cambiano, ma Dio non cambia mai. Il suo nome è immutabile.
potenti, grandi. Dica chi viene dal cielo, chi viene dal cielo. Noi, grandioso è come un tuono impetuoso, più potenti è, grandioso è Gesù, chi viene dal cielo, noi ti ogni tempesta che ognuno di noi sta passando, il suo nome in mezzo a questa tempesta è infallibile, Dio. Tutto cambia, ma il tuo nome non cambia mai. Il tuo nome è immutabile. 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 Il tuo nome
Um aplauso grande ao nosso Deus. Um aplauso, aleluia. Senhor, tu não merites, Senhor. Tu merites, Senhor. Tu merites, Senhor. Tu merites, Senhor. Senhor, tu merites, Padre. Aleluia. Santo, santo. Dio è immutabile. Dio è immutabile. Vuol dire che Lui non è mai cambiato. Vuol dire che quando tu apri quel libro che probabilmente tu hai vicino a te questa sera e leggi tutte quelle grandi storie di questi grandi uomini e questi grandi miracoli che Dio ha fatto, questi miracoli ancora oggi avvengono. Dio è immutabile. Se tu leggi di tutti quei cambiamenti di vita che ci sono stati in passato, questi cambiamenti ancora oggi avvengono, perché Dio non cambia. Dio è lo stesso ieri, oggi e sempre. Sempre. È lo stesso Dio che c'è scritto nella Bibbia, ci porge la mano. È lo stesso Dio che oggi ci porge la mano. È lo stesso Dio che c'è scritto nella Bibbia che non ti lascerà mai solo. È lo stesso Dio che oggi non ti lascia solo. E io non lo so quale sia il problema, quale sia la sfida, la tempesta che tu stai affrontando oggi, ma puoi confidare che Dio è lo stesso di ieri e quello stesso Dio di ieri è pronto a soccorrerti. Quello stesso Dio di ieri è pronto a darti la sua mano. Quello stesso Dio di ieri è lì insieme a te. È lì insieme a te. Amen. Amen. Io voglio presentare i visitanti che sono qua con noi questa sera. C'è con noi Nicola là dietro e oltre a lui c'è anche Victor, che non lo vedo, eccolo lì, Victor che è arrivato con Diego dal Brasile. È tornato anche Diego dopo un po' di tempo che non lo vedevamo. Cosa può dire la Chiesa? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Amen. Questa è la casa del Signore. Nicola, sarai sempre benvenuto qua. Victor, per il tempo che resterai qua sarai sempre benvenuto. Diego, già sei nostro. E quello che noi desideriamo tutte le volte è che quando una persona viene qua per la prima volta possa uscire di qua con un po' di questo Spirito Santo che noi predichiamo, al quale noi cantiamo, al quale noi adoriamo. Amen. Potete sedervi 2 minuti, voglio darvi un paio di avvisi. Melia. Pace a tutti. Come vedete dal banner, domani alle ore 16 ci sarà il nostro incontro dei teens su Zoom. Raccomando a tutti i teens di partecipare perché è veramente molto molto importante. Se ci fossero dei problemi vi chiedo gentilmente di contattare me o la TAI per qualsiasi eventualità. E vi dico una cosa, non perdetevi questo incontro su Zoom perché veramente può cambiare la vostra vita. Amen. Dove sono i teens questa sera? Là dietro, qua davanti, lì in mezzo. Domani tutti quanti su Zoom, anche la Letizia, soprattutto la Letizia. Amen. Dopo di domani il prossimo incontro sarà di mercoledì, la preghiera che sarà sempre guidata dai teens della Chiesa questa settimana alle 18:30 e dopo la preghiera come sempre c'è il nostro culto ricarica. È per la suspense, perché no? E invece sì. Domenica 19 alle ore 15 ci sarà l'incontro con i giovani della Chiesa, quale visione, poi la settimana prossima lasceremo anche Sonia presentare nel miglior modo possibile questo incontro. Sarà sabato, domenica, no? Domenica. Ah, e sarà al lago.
Ok. Allora, voglio presentarvi questo evento. Un po' di persone hanno già partecipato dell'1, del 2, del 3 e questo sarà il quarto. Più che presentare, perché tutti voi siete già invitati a venire, sarete qua in nome di Gesù, vorrei chiedervi che questo giorno che chi fosse disponibile per aiutarci in qualsiasi cosa, avremo tanto da fare perché non saremo solo la nostra chiesa, ma saranno altre 5 chiese, quindi ci sarà tanto da fare, tanto da lavorare, tanto da gestire, tanto da organizzare, quindi comincerà domenica alle 3 di pomeriggio, quindi qualsiasi persona, qualsiasi, un teens, un giovane, un presbítero, un operaio, qualsiasi, può dare la disponibilità di aiutarci in questo giorno. Noi faremo tante cose, avremo tanto da lavorare, quindi contiamo con l'aiuto di tutti voi per ricevere il meglio possibile questa chiesa, queste persone, perché noi saremo una chiesa che riceverà queste persone, quindi facciamo in modo in cui loro arrivino qua e abbiano una buona impressione di questa chiesa, siano ricevuti molto calorosamente e molto bene, va bene? Chi dice amen? Amém, insegnate in nome di quelli che hanno detto amen. Amen. Adorando il Re è un evento che già da diversi anni l'Andrea organizza in questa chiesa. È un evento di adorazione, una giornata di adorazione a Dio. Ci sono, come ha detto lei, diverse chiese, diversi gruppi di lode, tutti quanti per guidare la nostra lode. È una giornata in cui la gloria di Dio riempie il Tempio, quindi tutti quanti voi siete invitati a partecipare, come ha detto lei, anche ad aiutare in questa giornata che sarà veramente grandiosa. C'è un ultimo avviso: anche quest'anno avremo i nostri battesimi. Possiamo sentire un boato dalla folla? 1, 2, 3. Amen. Avremo i nostri battesimi. La data probabile per i battesimi è, se non sbaglio, domenica 11 luglio, dovrebbe essere l'11 o il 10, ma la data è ancora da confermare. Comunque l'11 luglio, quella domenica lì, è la data più probabile in cui realizzeremo i nostri battesimi. La data però da segnarsi adesso è quella che vedete scritta lì, il 18 giugno, ovvero sabato prossimo. Perché questa data? Perché da sabato prossimo noi inizieremo il discepolato. Come sapete, quando una persona decide di battezzarsi, questa persona ha già preso nel suo cuore la scelta di vivere una vita nuova, una vita con Gesù. Quando noi battezziamo qualcuno, però, vogliamo far capire bene che cosa significa battezzare. È per questo motivo che noi non battezziamo un bambino appena nasce, ma noi aspettiamo che il ragazzo, la ragazza, l'uomo, la donna raggiunga un'età adulta, un'età in cui può essere cosciente di compiere questo passo. Vogliamo spiegare cos'è il battesimo, vogliamo spiegare cosa comporta nella nostra vita, vogliamo spiegare cosa Gesù si aspetta da noi dal momento in cui ci battezziamo. Dal 18 giugno, cioè sabato prossimo, faremo alcuni incontri di discepolato, ovvero questa piccola scuola, tra virgolette, in cui spieghiamo che cos'è effettivamente il battesimo. Tutte le persone che sono qua oggi, anche quelle che non sono qua, quelle che voi conoscete, che vogliono battezzarsi, sono tenute a avvisare me o l'Andrea affinché possiamo iscriverla a questo discepolato. E facendo questo percorso di discepolato, l'11 luglio, nel nome di Gesù, sarà battezzata. Ma non solo chi vuole battezzarsi può partecipare al discepolato. Se c'è qualcuno in mezzo a noi o una persona che voi conoscete alla quale volete comunicare che c'è questa possibilità, che non sa se battezzarsi o no, o vuole capire meglio cos'è il battesimo, vuole sapere perché dovrebbe battezzarsi, invitate questa persona a partecipare al discepolato, così che possa schiarirgli tutto, così che possa avere una mente più lucida con cui ragionare per venire a capire se veramente vuole fare questo passo verso Dio. Amen. Quindi io invito tutti voi che volete battezzarvi a farcelo sapere entro sabato prossimo a me o all'Andrea, e tutte quelle persone che vogliono saperne di più, avvisateci affinché possiamo spiegare, capire bene insieme che cosa vuol dire avvicinarsi a Gesù attraverso il battesimo. Amen.
In questo momento vi invito a alzarvi in piedi, faremo una preghiera per le nostre decime, le nostre offerte, per consacrarle al Signore. Chiedo di mettere qua davanti la scatola delle offerte, affinché tutti quanti noi che oggi abbiamo nel cuore di portare qualcosa alla casa del Signore possiamo venire qua davanti a portare la nostra adorazione a Dio, a portare la nostra offerta a Dio, a portare la nostra primizia a Dio. Amen. Preghiamo insieme affinché Dio possa consacrare queste decime, che possa consacrare queste offerte. Tu che hai oggi da portare, di Padre, questa è la mia primizia e oggi sono qua venuto a consegnarla a te. Questo è il meglio che io voglio e posso darti, oggi sono venuto a consegnarla a te. Tu che oggi non hai nulla da portare, di Padre, io do a te la mia adorazione oggi. Io do a te il meglio che ho, che c'è nel mio cuore oggi. E io sono sicuro che il Padre, che è buono e misericordioso, verrà verso di te e ti porterà a un livello superiore di prosperità spirituale, materiale, secondo la sua volontà. Preghiamo insieme in questo momento. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, voglio pregarti per le nostre decime, per le nostre offerte, Signore, tutto ciò che la tua Chiesa e i tuoi figli oggi hanno di meglio da offrirti, Signore, la nostra primizia, Dio. Tutto ciò, Signore, che abbiamo nel nostro cuore, che Tu hai messo nel nostro cuore, oggi lo portiamo a Te. Io ti chiedo, Padre, di consacrarlo, ti chiedo, Signore, di santificarlo affinché possa essere un'offerta che sia usata solo per Te, solo da Te, Signore, per la prosperità del Tuo regno su questa terra. Io ti chiedo, Signore, di benedire ognuno di noi, di benedire ogni famiglia, Signore, ma ti chiedo anche di benedire questa Chiesa. Signore, Tu vuoi che questa Chiesa cresca, Tu vuoi che questo Tempio, Signore, diventi un posto ideale per questa Tua famiglia, Signore, in cui renderti gloria, in cui cultuare a Te. Io ti chiedo, Signore, benedici questa casa, che questa casa in breve tempo possa diventare il miglior luogo di culto, Signore, che Tu possa desiderare in questa Verona. Nel nome di Gesù, Padre, benedici ognuno di noi e continua a benedire questo culto. Amen.
dichiarare a Dio che Lui è santo. Santo, Santo, tu sei Santo, 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 manda fuoco e gloria, la tua presenza, la tua presenza. Manda fuoco e gloria, la tua presenza, la tua presenza. E manda fuoco e gloria, la tua presenza, la tua manda fuoco e gloria, la tua presenza, la tua Puoi dichiarare manda il fuoco su questa chiesa, manda fuoco e gloria. Presentati qua con fuoco e gloria, con la tua presenza, Padre. Ciò che più vogliamo è la tua presenza in questo luogo, in questo momento, Padre. Manda fuoco e gloria, Padre. Manda fuoco e gloria, la tua presenza, la tua presenza. Manda fuoco e gloria, la tua presenza, la tua presenza.
vale mais que tudo, Pai. Santo, Santo, Santo Espírito. Santo, Santo, È il nome più bello che conosco, io amo il tuo nome. Dichiara: io amo il tuo nome. Io amo il tuo nome. È il nome più bello che conosco, come amo il tuo nome, Gesù. Io amo il tuo nome, è il nome più bello che conosca, come amo il tuo nome. Io amo il tuo nome, è il nome più bello che conosco, come amo il tuo nome. Amo il tuo nome, è il nome più bello che conosco, come amo il tuo nome, Gesù. Come amo il tuo nome, è il nome più bello che conosco, come amo il tuo nome. Dio è qua, Dio è qua, bussa alla porta, Bussa alla porta. Dio è qua, e bussa alla porta. Dio è qua, Dio è Dio è qua, Dio è qua, bussa alla porta. Dio è qua, Dio è qua, bussa alla porta, apri il cuore per Lui. Dio è qua, Dio è qua, bussa alla porta. Come io amo il tuo nome, hai il nome più bello che io conosca, come io amo il tuo nome. amo il tuo nome, Hai il nome più bello che conosco, come amo il tuo nome. Alleluia. Tuo nome è bellissimo, Gesù. Tuo nome è potente, è meraviglioso. Dio è qua e bussa, bussa e bussa, bussa. Apri il tuo cuore. Alleluia. 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 Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Alleluia.
O carpinteiro está batendo a porta. E este eu sou. E este eu sou. O carpinteiro está batendo a porta. E este eu sou. E este eu sou. O carpinteiro está batendo a porta. Como eu amo seu nome. Fez o nome mais lindo, mais lindo. Como eu amo seu nome. Jesus, Jesus, Jesus. Como eu amo seu nome. Aleluia! Fai un applauso al Signore. Se no, vai no chão. Aleluia! Santo! Glória, glória a Dio. Tu sei buono, Signore. Qualcuno mi dà un bicchiere d'acqua, per favore? Alleluia. Potete sedervi? Alleluia. Glória a Dio. Alleluia. Come state? Tutto bene? Sono mancata settimana scorsa, vero? Ho chiesto a Rosalino, Rosalino, ti sono mancata, lui. Ho sentito che c'era troppo poco rumore. Alleluia. Aprite le vostre Bibbie in Isaia 43, versetto 19. Alleluia. Aspetta, Sandra. Alleluia. Così dice la parola del Signore: ecco, io sto per fare una cosa nuova. Essa sta per germogliare, non la riconoscerete? Sì, io aprirò una strada nel deserto, farò scorrere dei fiumi nella steppa. Amen? Questo versetto mi ha perseguitato, diciamo, per molti giorni. E io ho ripetuto per giorni questo versetto: ecco, io sto per fare una cosa nuova. Io pregavo: Signore, io sto sentendo che tu farai una cosa nuova, sto sentendo il nuovo di Dio che sta arrivando. Bene, voi sapete che io sono andata in una conferenza la settimana scorsa, l'ho partecipato penso a 18 culti in 4 giorni. E venerdì, dopo aver partecipato di 5 culti, mi hanno detto: andiamo a una veglia? Ho detto: andiamo. Sono tornata a casa alle 3:30 di mattina perché avevo proprio voglia di stare nella presenza di Dio, sete di stare nella presenza di Dio. E in questa conferenza, non parlerò della conferenza, parlerò della Bibbia, ma volevo introdurre con questo. È stata parlata di qualcosa che succederà in Europa. È stata parlata di un risveglio che succederà in Europa. È stata parlata di una cosa nuova che sarà fatta, che succederà in Europa. E sono andata a guardare e ho copiato di internet. C'è scritto che l'Europa è stata la culla delle riforme protestanti nel mondo. Dopo la seconda guerra mondiale, il 96% della Germania, della città di Germania, andava in una chiesa cattolica, evangelica, ma avevano una religione.
E oggi, in questi anni, 27% delle persone tra evangelici e cattolici vanno in chiesa. È una differenza molto grande, 96 per 27, è vero? È una differenza molto grande. E le statistiche dicono che questo cadrà ancora. Tu puoi dire misericordia? Puoi dire misericordia più forte? Amen. Questo dice che le statistiche dicono che l'Europa, il Vangelo nell'Europa e quelli che credono in Dio diminuirà ancora di più. Le statistiche dicono questo. Ma io ti dico una cosa questa sera: Dio non lavora con statistiche. A Dio non serve le statistiche. Dio non guarda il telegiornale. Dio non guarda internet. Dio ha il suo modo di lavorare. E Dio non guarda che oggi c'è 27% e dicono ancora che diminuirà. Dio non guarda questa statistica, perché Dio guarda chi sta seminando in questo tempo, che siamo io e te. E è stato profetizzato, è stato detto, è stato urlato in questa conferenza che Dio farà qualcosa di così straordinario in Europa che le persone non ci crederanno neanche. E io ho detto: Dio, è quel versetto che tu mi hai dato. Dio farà fiorire qualcosa nel mezzo del deserto e che le persone diranno: ma Europa, quella fredda, quella che non conosceva, quella che doveva diminuire l'amore per Dio, quella che doveva diminuire la conoscenza del Vangelo di Dio, adesso si sta fiorendo, diventando così bella, il popolo vorrà andare. Sai perché? Perché Dio sta mandando, e tu stai risvegliando il mondo per l'Europa. Dio sta risvegliando il mondo nei confronti dell'Europa. E in quella conferenza c'erano 3 pastori. Questi 3 pastori sono venuti dall'altra parte del mondo e ognuno hanno impiantato 2, 3, 4 chiese, vanno riempire questa Europa di chiese. E questo sai cosa vuol dire? Non vuol dire che sarà persone che ruberanno le nostre pecore. Non è questo il regno di Dio uno solo. Questo dirà che il Vangelo comincerà a essere riconosciuto di più. Più chiese ci sono, più il Vangelo sarà predicato, più le persone sapranno chi è Gesù, più le persone riconosceranno chi è Gesù, più le persone ascolteranno il nome di Gesù, più facile sarà per noi per dire. Non ci sarà bisogno che noi ci arriviamo lì e ci presentiamo: guarda, io sono cristiana. Ma cos'è un cristiano? Qual è la differenza di essere cristiana? Cos'è essere un'evangelica? Qual è la differenza? Non ci sarà bisogno, perché le persone sapranno già. Noi possiamo arrivare direttamente e spiegare cosa Gesù può fare nella sua vita. Tu puoi dire amen per questo? E quando io ero in quella conferenza e non pensavo ad altro che questo, la chiesa di Emi, la mia chiesa, la chiesa di Emi farà parte di questo risveglio. E non pensavo ad altro in quel giorno lì. Mentre loro dicevano ci sarà un risveglio molto grande in Europa, io non pensavo ad altro. Io pensavo: la chiesa di Emi farà parte di questo risveglio. Eu penso che tu non hai ascoltato bene. Eu penso che tu stavi pensando ad altro mentre io dicevo questo. Eu voglio che tu ascolti e che tu dichiari questo. La chiesa di Emi farà parte di questo risveglio. Ancora una volta. La chiesa di Emi farà parte di questo risveglio. Amen? Alleluia. Bene, io sono tornata il mercoledì. Io ero qua. Io sono tornata veramente molto carica. Veramente molto carica, perché sembrava che tutto quello che dicevano era per me. Eu so che non era per me, eu so che la conferenza non è stata programmata per me, ma io sapevo che Dio stava parlando con me, come Dio stava parlando con tutte le altre persone. Cose incredibili, cose che tu non potete capire è successo, cose che se io vi spiego tu dici no, non può, non va, non è vero, ma è successo. Sembrava. Io sono tornata con questa convinzione: io voglio fare parte di questo risveglio. Non posso non far parte di questo risveglio. Eu non posso non far parte di questo risveglio. Eu voglio far parte di questo risveglio. E mercoledì io stavo raccontando alla sorella Sbietta lì. C'era la sorella Sbietta e c'era anche
Antônio, era lì. Eu stavo parlando con loro due, e ho detto, guarda, cioè, io ho sentito proprio la forza che sta arrivando in Europa. Ho sentito pastori australiani pieno di seguaci, pieno di gente che li conosco, che Dio li ha risvegliati per venire in questa nazione. E questo è bello. C'era anche Alessandro Villas-Boas, che è un grandissimo ministro di Dio. E lui ha 4 chiese in Brasile, ma Dio l'ha detto no, vai in Europa, perché là in Europa ha bisogno di bruciare ancora. C'è un altro pastore che ha aperto 19 chiese in Londra e adesso è arrivato in Germania, in Svizzera, arriverà anche in Italia. E ho cominciato a sentire questa potenza. E io stavo dicendo lì, e io stavo parlando di tutti questi grandi uomini che sono arrivati in Italia. E a un certo punto Antonio mi guarda e dice, ha mandato anche me. Oh, alleluia. Guarda che potenza che c'è in questo, fratelli. Guarda che potenza che c'è in questo. Guarda che potenza che c'è in questo. Non è di dire, Dio invia me, Dio ti ha già mandato, tu sei già qui. E Dio non vuole solo che Antonio dica Dio ha inviato me, ma Dio vuole che tu dica Dio ha mandato me. Tu puoi dire Dio ha mandato me in questa nazione. Tu puoi dire Dio ha mandato me. Più forte, Dio ha mandato me in questa nazione. Dio ha mandato perché c'è un risveglio e io devo fare parte. Non è più il tempo di noi che diciamo Dio invia me, Dio inviami. No, Dio ti ha già mandato. Tu sei già nel posto che Dio vuole fare con che il risveglio succeda, ma tu sei già qui. E quindi tu devi avere una certezza assoluta nel tuo cuore che Dio ha mandato te. Ha mandato quello là che c'è tante persone, una potenza nelle mani di Dio. Apri la tua chiesa e lui ha detto ha mandato anche me. Ha mandato anche me, che noi possiamo avere una convinzione che noi possiamo guardare e dire Signore, io so che tu mi hai mandato in questa nazione e non importa le statistiche, non importa quello che dicono, non importa che dicono che l'Europa è fredda. Io so che il Signore mi ha mandato me per fare parte di ciò che succederà in questo luogo. Alleluia, alleluia, alleluia. Io non dovevo neanche, se vi ricordate mercoledì che alla fine del culto, alle 3 di pomeriggio, Liam ha cominciato ad avere febbre. E Liam, quando c'ha febbre, lui sta almeno 3 giorni. E in questi 3 giorni, il secondo giorno, noi dobbiamo portarlo in ospedale. Perché? Perché la febbre non passa. Vero, Vida? La febbre non passa da sola. Lui ha una febbre così alta. E alla fine del culto, io ero qua e io voglio tanto andare a questa conferenza, però è come mamma, tu pensi, uscirò con mio figlio con 40 gradi, con 40 di febbre, come farò? Che mamma snaturata? Che sono? E alla fine del culto io ho detto alle sorelle, ho detto alla chiesa, facciamo una preghiera, perché io domani mattina devo partire con lì ha 40 di febbre, ma io credo che Dio lo guarirà. Dio lo guarirà e passerà. Il giorno seguente, alle 5 di mattina, mi sono svegliata. Non ci crederete mai. Lui aveva ancora 40 di febbre. Lui aveva ancora 40 di febbre. Ma se c'è una cosa che io sto chiedendo a Dio in questo tempo è che ogni incredulità che impedisce di lavorare di Dio nella mia vita cada per terra. E è una cosa che io sto chiedendo per me, non sto chiedendo per la Chiesa, per me personalmente. Personalmente io sto chiedendo a Dio di ogni incredulità che impedisce tu lavorare, cada per terra. Perché a volte noi preghiamo per un fratello e diciamo, ci fidiamo di Dio che Dio guarirà quel fratello, ma quando tocca nella nostra casa noi pensiamo assim, E quel giorno mi sono alzata, ho misurato la febbre a Liam. E Liam ogni volta che beve la medicina vomita tutto e quindi è sempre un caos. È veramente brutto quando lui ha febbre. Io mi sono alzata, l'ho vestita, mi sono seduta a letto e ho pensato,
Dio, io non avrò la vergogna di stare in chiesa sabato sera, perché mercoledì dopo il culto io ho pregato e che ho detto che sarebbe sicura che Dio avrebbe guarito. Padre, io sono sicura che tu guarirai Lia. E mi sono alzata, sul serio, mi sono alzata con Lia, con febbre, e siamo andati in stazione alle 6:30 di mattina. Ma quello serviva per me. Era Dio che stava lavorando. Io non avevo chiesto che Dio togliesse tutta l'incredulità del mio cuore, non avevo pregato questo. E quindi quando noi preghiamo, Dio ci mette sfide davanti a noi per vedere se veramente in quella situazione tu dirai: sì, Signore, hai ragione, o se io mi sarei fermata. Io mi sono alzata e sono andata in treno. Dopo un'ora che lui è in treno, dopo un'ora, mancava 40 minuti per arrivare a Milano, io ho mandato un video ad Enrico dove lui dal nulla ha saltato e ha cominciato a giocare nascondino dentro il treno. Correva da una parte all'altra. Enrico c'ha i video. Io sono partita con un bambino che aveva la febbre. E quel giorno lì, in quel momento ho capito che il Signore stava parlando con me nel mio cuore. Io dovevo decretare, perché noi decretiamo e noi non facciamo un passo di fede. Noi eravamo decretate e io dovevo arrivare qua. Ti immagina la mia faccia, detto: non potuto andare perché lì avevo la febbre. No, noi abbiamo pregato. E in questo tempo io ti invito a pregare per questo. Signore, prima di che tu chieda qualsiasi cosa al Signore, chiedi al Signore: Signore, che ogni sorta di incredulità che impedisce il tuo lavorare nella mia casa, che ogni sorta di incredulità che impedisce il tuo lavorare nella mia famiglia, che ogni sorta di incredulità che parte dal mio cuore, che impedisce che tu agisca in modo straordinario e faccia cose che tu faceva, perché io non mi fido. Io prego, ma io non mi fido, che cada per terra nel nome di Gesù. Comincia a pregare, prima di pregare per qualcosa, prega per il tuo cuore. Dice: Signore, alla fine dei tempi l'amore si sarebbe raffreddato, la fede si sarebbe raffreddato. Noi vediamo questo. Noi vediamo che non vediamo più. Se arriva un paralitico qua oggi, chi avrà il coraggio di dire: alzati e cammina? Ma Gesù ha detto che noi possiamo fare questo, che questo paralitico si sarebbe alzato e ha camminato. E cosa è che impedisce che questo paralitico cammini? La nostra fede, a nossa mancanza di fiducia in dire: io so che Dio può fare, io so che Dio può fare. E se io avessi mollato, e se non fosse andato, avrei perso un tempo meraviglioso con Dio, un tempo di guarigione, un tempo di trasformazione, un tempo di rinnovo nella mia vita, veramente. La cosa più importante, fratelli, però, è questo. La cosa più importante c'è scritto in Galati 6, perché tu vai vivere questo risveglio. Se tu vai vivere questo risveglio, tu dovrai capire questo versetto. Capitolo 6, versetto 7. Questa parola ha cambiato la mia vita. Veramente, dopo che ho cominciato a pensare a questo, io ho cominciato a cambiare il mio modo di agire. Ho cominciato a cambiare il mio modo di camminare. Ho cominciato a cambiare il mio modo di rispondere. Ho cominciato a cambiare il mio modo di pensare. Non vi ingannate, non si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché ho letto questa parola qua? Perché noi non dobbiamo prima di tutto ingannarci e dire: io vivrò il risveglio seduto nella mia panchina qua. Noi non possiamo ingannarci dicendo: Dio farà, ma io sarò qua senza fare niente. Noi non possiamo ingannarci dicendo: il risveglio arriverà qua dal nulla e ci prenderà tutti.
Noi non possiamo ingannarci dicendo: verrà un pastore da fuori, pregherà e questa chiesa si riempirà della gloria del Signore. Non dobbiamo ingannare. Quello che noi dobbiamo fare è seminare. Tu vuoi più anima per questo risveglio, noi dobbiamo seminare. Tu vuoi trasformazione, devi seminare. Tu vuoi guarigione, devi seminare, che la tua fede aumenti. Tu vuoi che la gloria del Signore riempia questa casa, allora tu devi aprire la tua bocca e mandare gloria al cielo. Dio, gloria, 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 e questa casa si riempirà della gloria. E tuo fratello che non ha mai dato gloria a Dio dirà gloria a Dio, comincerà a dire gloria a Dio. E tuo fratello, e quello tuo fianco che non crede comincerà a sentire qualcosa che brucerà dentro di lui. Noi non possiamo ingannarci dicendo: Signore, arriverà dal nulla. No, comincerà quando io e te cominciamo a seminare la presenza di Dio in tutte le parti dove noi siamo. Comincerà quando io e te ci posizioniamo. Comincerà quando io e te crediamo che Dio farà una cosa nuova. Comincerà quando io e te avremo la certezza che Dio ha veramente mandato me. Quando noi crederemo veramente che Dio ci ha mandato, quando noi crederemo veramente che Dio ci ha scelto, quando noi crederemo che veramente questa nazione ha bisogno di qualcuno, non è tempo mai più che io ti dica: guarda, tu devi avere un tempo con Dio. Non è tempo più che io ti dica: guarda, tu devi pregare di più, tu devi leggere più la parola. Sono cose che noi sappiamo, sono cose che tutti noi come credenti sappiamo. Sono cose che noi dobbiamo seminare dentro da nostra casa, dobbiamo seminare da nostra famiglia. Dobbiamo seminare parole belle. Dobbiamo guardare la nostra bocca per dire parole belle, benedire la nostra casa, la nostra famiglia. Noi dobbiamo cominciare a seminare queste cose. Non possiamo ingannare Dio. Dici: la colpa è dell'Andrea, la colpa è della Marinei, la colpa... No, noi dobbiamo posizionarci, cominciare a dire: Signore, io so che tu mi hai scelto, io so chi sono io so che tu mi hai mandato, tu hai mandato quelle persone che hanno milioni di seguaci, ma il Signore ha mandato anche me, e nel mio piccolo io farò il possibile. Io farò il possibile perché il risveglio succeda. Tu puoi dire gloria a Dio? Tu puoi dire amen? Alleluia. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Io sto facendo una cosa nuova. Nessuno riconoscerà l'Europa, nessuno riconoscerà più questa chiesa, nessuno riconoscerà te. Quando le persone diranno: wow, che cosa è successo con la Melia? Ma la Melia è stata completamente trasformata. Guarda che risveglio che sta vivendo la Melia. Le persone devono guardarci e dire questa cosa di noi. Le persone devono guardarci e vedere questa differenza che c'è in noi. Le persone devono guardarci e vedere che noi non ci offendiamo con poche cose, ma noi guardiamo colui che ha dato la vita per noi, che noi non murmuriamo per poche cose. È un tempo duro, io ci sono. È un tempo difficile, ma io ci sono. E è un tempo di risveglio, e io ci sono. Io ci sono. Arriveranno vento e tempesta, ma io ci sono. Passeremo in mezzo al fuoco, ma tu dirai: io ci sono. Io ancora sono qua. Signore, io non ho mollato, io non mollerò, io continuerò, io ancora sono qua, Signore. Questa chiesa passerà per tempesta, affronterà tempi difficili come tutte le chiese nel mondo affrontano. Ma che alla fine tu dirai così: Signore, io ci sono, Signore. Il vento arriva, ma io ci sono. La tempesta arriva, ma io ci sono. Dio ti chiama per vivere un nuovo tempo e di cominciare. Tu vuoi vivere un risveglio, tu vuoi sentire a fame e bruciare di Dio nel tuo cuore.
Tu non puoi stare seduta davanti alla tua TV a guardare milioni di serie. Tu non puoi essere seduto davanti al tuo videogame a giocare tutto il giorno. Tu non puoi stare seduto davanti al tuo telefono a guardare il telefono tutto il giorno. Tu devi cercare di più. Tu dici: Signore, io ho fame della tua presenza, io ho sete della tua presenza, io voglio riempirmi di più di te, perché se io devo vivere questo risveglio deve cominciare da me. Io voglio vivere questa cosa nuova, deve cominciare da me. Quando tu vedi tuo fratello così triste, quando tu vedi un culto questo culto pesante, comincia a chiamare la presenza di Dio. Dio, Signore, ogni peso, ogni cosa che sta bloccando in questo momento, Signore, ogni cosa che sta pesando questo culto, comincia a dire: gloria, gloria, gloria all'Altissimo. Io ti dono la mia adorazione, Signore. Io ti dono la gloria, Signore, perché tu sei degno. Signore, tu sei degno di essere lodato in questa chiesa, nessun altro, Signore. Ricevi l'adorazione, ricevi la gloria, Signore, a te dovuta. Comincia a dire questa parola e tu vedrai il cielo che si apriranno in questo luogo. Noi vediamo i nostri teens battezzati con lo Spirito Santo. Noi vediamo i nostri teens saltare nella presenza di Dio. Noi vediamo i nostri teens correre da una parte all'altra, profetizzare. È quello che noi vogliamo vedere. Quindi come possiamo fare questo? Vivendo il nuovo di Dio. Tutto ciò che io semino, tutto, io raccolgo. Così dici? Tutto, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure. Nessuno può beffare Dio. Non posso arrivare qua e fingere. È questa la parola, beffare? Non posso arrivare qua e fingere che lo Spirito Santo è in me. È qualcosa che io chiedo al Signore, Signore, non lasciarmi essere una persona vuota, fingindo di essere una persona piena, Signore. E quante volte in questa settimana io ho pregato per la mia testa. Ho pregato. Per essere qui oggi, ho pregato 3 volte oggi, Signore. Signore, perché il nemico cerca di combattere. Quando tu sei pieno di forza, il nemico cerca di buttarti giù. Non pensare che nessuno di noi ha combattimenti. Ogni giorno dobbiamo combattere. Ogni giorno ognuno dovrà combattere. E il Signore ti chiama per vivere il nuovo di Dio. Il Signore ti chiama per non dare scuse e pensare: io sono troppo giovane, io sono troppo vecchio, io non sono ancora sposato, Signore, i miei figli non mi lasciano fare. Il Signore non ti chiama. Il Signore che ti chiama per dire: io ci sono. Io ci sono. Tu puoi dire: io ci sono. Tu puoi dire: io ci sono. Io ci sono, Dio. Io ci sono, Signore. Dio farà una cosa nuova. Una cosa che nessuno ha mai visto e ha vissuto in questa Europa. E noi vivremo, io credo. Io sono sicura, tenho certeza assoluta che questa chiesa vivrà il nuovo di Dio. E questa chiesa farà parte del risveglio di questa nazione, di questa Europa. Io sono sicura di questo. E alla fine del culto, l'ultimo giorno, sabato sera, domenica è stato un culto speciale, ma sabato sera è successo qualcosa di straordinario. Loro hanno chiamato tutti i pastori lì davanti. Io sono andata lì davanti. Io guardavo da una parte, davanti a me c'era Davide Di Legge, dietro di me c'era Alessandro Villas-Boas, vicino a me c'era il pastor Jackson Antunes di Londra. Qua più in fondo c'era un pastore australiano molto conosciuto. Io non conoscevo mai, io so che è molto conosciuto. E io dicevo: Signore, cosa sto facendo io qua davanti, in mezzo proprio, ero in mezzo così. Sembrava profetico, io ero in mezzo a quelle cose. E le persone hanno detto che c'erano più di 1000 persone. E sono chiamati noi là e venivano 5-6 persone e alzavano la nostra mano così.
qua da una parte 3 persone, qua da un'altra parte 3 persone, e pregavano per noi. E Dio mi ha detto una profezia molto, molto. Un giorno io lo scriverò, perché un giorno si compirà. Io sono sicura che si compirà. E Dio è qualcosa di straordinario. In questo giorno, era sabato scorso, verso le 9:20 di sera. 9:20 di sera. Io ero là davanti con le mie mani alzate così. Io piangevo, ma piangevo tanto. Io ho detto, Signore, perché io sono troppo giovane? E Dio ha detto, apri i tuoi occhi. E ho aperto e ho visto un ragazzo di 28 anni che si chiama Alessandro Villas-Boas, che c'è 4 chiese, e è uscito senza nessuna cosa per venire in Londra. E Dio in quel momento, mi ha fatto zittire. Mi ha fatto zittire, perché noi diminuiamo la presenza di Dio che è in noi. Dio non sceglie noi, Dio non sceglie la presenza di Dio, non sceglie questa faccia, non sceglie i vestiti, non sceglie quello che Andrea è per la società. Dio sceglie la presenza di Dio che è ognuno di voi. E quindi cominciate a cercare e riempirvi della presenza di Dio. E la cosa più impressionante è che in quel momento in cui io stavo là a Milano piangendo, cosa è successo qua? È qualcosa di straordinario, fratelli. Io stavo nell'esatto momento in cui io ero là davanti, che le persone pregavano per me, io piangevo. Il pastore in quell'esatto momento stava piangendo qui in chiesa senza sapere il perché, per qualcosa che Dio gli aveva detto. E queste persone che pregavano per me dicevano così: raggiungi anche il suo sposo, raggiungi anche il suo marito, raggiungi anche lui. E quando a suora mi ha scritto, guarda che Enrico ha pianto alla fine del culto, ho detto, avrà sentito la mia mancanza forse, perché lui non piange mai. E rare volte l'ho visto piangere. E alla fine del culto, quando siamo arrivati il giorno seguente, noi abbiamo cominciato a parlare, io le ho contato di questo che è successo, e abbiamo collegato. Era l'esatto momento, era l'esatto momento. Il Dio nostro è un Dio che era là, era qua, era in tutte le altre chiese. Il nostro Dio è un Dio straordinario, il nostro Dio è un Dio che non si può misurare, il nostro Dio è un Dio grandioso, il nostro Dio è un Dio potente. O nostro Dio è un Dio che non si può immaginare la grandezza del nostro Dio. E Dio vuole che tu cominci a seminare per questo tempo. Dio vuole che tu cominci a seminare per questo tempo. Tu vuoi vivere questo risveglio. Dio vuole che tu cominci a seminare per questo tempo. Io vivrò, tu vivrai, ma noi semineremo perché domani, tra 2 anni, noi vedremo i frutti di quello che noi stiamo seminando oggi. Tu puoi dire amen? Il Signore vuole che noi abbiamo fame e sete della sua presenza. Il Signore vuole che noi abbiamo la passione. Il Signore non vuole che noi siamo soltanto meri servitori. Io devo fare perché io devo fare. Io voglio fare, Signore, sono stanco, ma io voglio fare, Signore. Dio vuole che noi abbiamo questo fuoco che brucia dentro, perché quando noi abbiamo il fuoco del Signore che brucia dentro, noi facciamo con amore, con piacere, con gioia, con allegria. Io vorrei che tu alzassi in piedi in questo momento. Oh Spirito Santo, Santo Espírito de Deus, Pai. Oh Espírito Santo, nós te adoramos, Senhor. Comience a dire, Senhor, glória, Senhor. Glória, Santo, 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 Padre. Noi vogliamo essere pieni della tua presenza, noi vogliamo essere pieni di te, noi vogliamo essere pieni della tua presenza, Signore. Padre, non importa niente, Signore, non importa niente, Signore, se noi siamo vuoti, Signore, noi vogliamo essere pieni, Padre. Alleluia, tu puoi dire Santo, 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 Santo.
Santo, 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 Santo. Tu sei um Dio potente, tu sei um Dio buono. Tu sei santo, tu sei santo, tu sei santo, Signore. Tu sei santo. Glórias, glórias, glórias ao teu nome, Padre Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo Espírito. Santo Espírito. Santo Deus, Pai. sguardo mi incontrò. Io sono tu, vicino a te io rimango, il tuo sguardo mi incontrò. Io sono tu, fuoco nei tuoi occhi, mi ha fatto innamorare, bruciando tutti gli altri amori, bruciando tutti gli altri amori. Vicino a te io rimarrò, il tuo sguardo mi incontrò. Io sono tu, vicino a te io rimarrò, il tuo sguardo mi incontrò. Io sono tu, fuoco nei tuoi occhi, mi ha fatto innamorare, bruciando tutti gli altri amori, bruciando
vieni a bruciare, io ho ancora fame, c'è ancora della legna, vieni a bruciare, vieni a bruciare, io ho ancora fame, c'è ancora della legna, vieni a bruciare, vieni a bruciare, io ho ancora fame, c'è ancora della legna, vieni a bruciare, vieni a bruciare, io ho ancora fame, c'è ancora della legna, vieni a bruciare, vieni a bruciare, io ho ancora fame, c'è ancora della legna, vieni a bruciare, vieni a bruciare, io ho ancora fame, vieni a bruciare questo legna, vieni a bruciare, vieni a bruciare, fuoco dei tuoi occhi mi ha fatto innamorare, bruciando tutti da tamburo, bruciando tutti da tamburo, bruciando tutti da tamburo, bruciando tutti da tamburo, io ho ancora fame, c'è ancora della legna, vieni a bruciare, vieni a bruciare, io ho ancora fame, c'è ancora della legna, vieni a bruciare, vieni a bruciare, io ho ancora fame, c'è ancora della legna, vieni a bruciare, vieni a bruciare. La fiamma non si spegnerà. Noi che siamo sacerdoti, La fiamma non si spegnerà. Noi che siamo sacerdoti. La fiamma la fiamma non si spegnerà. Noi che siamo sacerdoti, la fiamma mai spegnerà, mai non si spegnerà. Noi che siamo sacerdoti, la fiamma non si spegnerà. Noi che siamo sacerdoti, la fiamma non si spegnerà. Io ho ancora fame, io ho ancora fame, c'è ancora della legna, vieni
nuova su questo luogo, Padre. Noi vogliamo la tua presenza, Dio. Noi vogliamo la tua presenza. Brucia, 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 bruciare. Io ho ancora fame e ancora della legna. Vieni a bruciare, vieni a bruciare. Fuoco nei tuoi occhi mi ha fatto innamorare. Bruciando tutti gli altri amori, bruciando tutti gli altri amori. Fuoco nei tuoi occhi mi ha fatto innamorare. Bruciando tutti gli altri amori, bruciando tutti gli altri amori, bruciando tutti gli altri amori, bruciando tutti gli altri amori. Signore, che tuo fuoco brucia su questo luogo, che tuo fuoco brucia questo luogo, ogni cuore, Padre. Soltanto il tuo amore, che il tuo amore si muove su questo luogo, che il tuo spirito riempa ognuno di qua, Padre. Che la tua grazia viene su di noi, Padre. Che la tua grazia viene, Padre. Grazie Padre perché sei presente qui, Padre. Ti ringrazio Signore per il tuo amore, per quello che hai fatto, Padre. Ti ringrazio per tutto che fai nella nostra vita, Padre, per questa chiesa. Ti ringrazio perché Signore brucia questo luogo, Padre. Ti ringrazio perché il Signore è presente su questo luogo. Oh Dio, io sento la tua presenza su questo luogo, Padre. Io sento la tua presenza qui, Padre. Oh Dio. Oh Dio. Il tuo fuoco vedi guarire. Che il tuo fuoco, Signore. Fai la tua volontà. Usa ognuno di noi, sarà come la tua volontà, Padre. Che noi veniamo a essere strumenti, Padre. Che noi come sacerdoti, Padre, teniamo cura della tua fiamma, Padre. E così, Signore, ogni giorno questa fiamma brucerà su questa chiesa, Dio. Questa fiamma si brucerà su questa chiesa. Brucia, 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 brucia. Noi che siamo sacerdoti, la fiamma non si spegnerà. Noi che siamo sacerdoti, la fiamma non si spegnerà. Sacerdoti, la fiamma non si sveglerà. Possiamo sentire solo le voci della chiesa. Noi che siamo sacerdoti, la
chiedere ad ogni persona che questa sera attraverso questa parola ha in cuore il suo di dire io ci sono per questo nuovo tempo. Ha in cuore il suo di dire questo a Dio questa sera, di dichiarare questo a Dio. Io ci sono. Io ci sono. Dio sta innalzando un risveglio in quest'Italia, io ci sono. Ad ogni persona che questa sera è pronta a dire questo, io voglio chiedergli di venire qua davanti. Ogni persona, anche se siamo tutti quanti, anche se riempiamo qua, non c'è problema. Ogni persona che questa sera non ha paura di dire io ci sono, che venga qua davanti, perché Dio ungerà con una potenza nuova ognuno di noi questa sera. Dio darà una nuova unzione ad ognuno di noi questa sera. Unzione per affrontare questo nuovo tempo. Unzione per compiere la sua volontà in questo nuovo tempo. Unzione per lasciare il suo spirito fluire attraverso di noi e raggiungere questa generazione. Un'unzione diversa che fino ad oggi abbiamo solo immaginato. Che questa sera Dio faccia scendere questa unzione su ognuno di noi, su ognuno che ha un cuore disposto a dire io ci sono, io ci sono, io ci sono, io sono un sacerdote di Dio. C'è ancora della legna, vieni a bruciare, vieni a bruciare. Io ho ancora fame, c'è ancora della legna, Vieni a bruciare, vieni a bruciare. Io ho ancora fame,
Padre, noi crediamo che è un nuovo tempo, Padre. Un nuovo tempo nelle nostre vite, un nuovo tempo in questa Chiesa, Padre. Noi crediamo, Padre, che è un nuovo tempo di trasformazione, Padre. Un nuovo tempo in cui Tu ci riempirai, ci preparerai e ci invierai, Padre. Ci invierai per la Tua gloria, Padre. Alleluia, un nuovo tempo di audacia. Non è un tempo di retrocedere, ma un tempo di affrontare con audacia, con coraggio, Padre. E noi marceremo, Padre, perché siamo i Tuoi sacerdoti. E noi profetizziamo, Padre, che la fiamma, la Tua fiamma non si spegnerà. La fiamma che Tu hai messo nel nostro cuore non si spegnerà, Padre. Il fuoco nei Tuoi occhi, Padre, ci ha fatto innamorare. Quest'amore non finirà, Padre. Alleluia. Dio versa un'unzione nuova su di noi. Lui ha scelto te. Lui ha scelto te per riversare la sua unzione, per riversare il suo spirito in un modo diverso, per fare veramente la differenza, per cambiare veramente questo luogo. Lui ha scelto te. Non disprezzare ciò che Dio ti ha dato, non disprezzare ciò che Gesù ti sta dando questa sera. Amen. 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 Facciamo un applauso al Signore, possiamo alzarci in piedi. Ci sono compleanni? Fabio oggi compie gli anni ma non c'è. Ci sono stati compleanni la scorsa settimana? No, nessuno? Amen. Allora, visto che non ci sono stati compleanni, io posso chiederti di prendere la persona di fianco a te per mano. Facciamo una catena qua in questa chiesa ed è da un po' che non facciamo una preghiera che noi sta molto a cuore, che è quella che c'è scritto qua, quella della comunione. Possiamo pregare insieme per questo. Preghiamo insieme per la comunione, per la nostra comunione, per il nostro essere uni in Cristo, perché se Dio vuole fare una grande opera in mezzo a noi dobbiamo rispecchiare quello che Dio vuole per noi, essere uni in Cristo. Amen. Preghiamo insieme, prega a te, prega per te stesso, prega per la persona di fianco a te, prega per il tuo fratello, prega per quello davanti, per quello dietro, prega che possiate essere uno in Cristo, che tutti noi possiamo essere uno per fare veramente questa differenza su questa terra, affinché l'unzione di Dio possa passare da noi attraverso i nostri fratelli e raggiungere tutte le persone là fuori. Amen. Padre, nel nome di Gesù, questa sera, Signore, vogliamo pregarti ancora una volta, Signore, per la nostra comunione, per la nostra fratellanza, Dio, per questa grande famiglia che Tu hai messo a Verona, Signore. Ti preghiamo per la nostra amicizia, Signore, che non può passare se è legata da Te.
Ti preghiamo, Signore, per ogni persona che oggi non può essere qua, Signore, o che forse sia un po' allontanata, Signore. Noi vogliamo essere uno in Cristo anche con loro, Signore. Io ti chiedo, Signore, di raggiungere i nostri cuori questa sera, di ogni persona che è qua presente, di coloro che non ci sono, e mettere in noi, Signore, un sentimento nuovo, Signore, di fratellanza, mettere in noi, Signore, un sentimento nuovo di essere uno in Te. Noi sappiamo, Signore, che se noi siamo uno in Te, come Tu ci hai chiesto, ogni cosa c'è possibile, e soprattutto che ogni persona crederà in Te, Signore. E per questo io ti chiedo, Padre, facci essere uno in Cristo, nel nome di Gesù. Amen. Che Dio possa ricevere questo applauso. Amen. Amen. Che Dio possa benedire la tua vita, la tua settimana, la tua famiglia, che Dio possa benedire la persona al tuo fianco, la persona alla tua destra, la persona intorno a te, e possa benedirla attraverso la preghiera che tu farai per lei questa settimana. Perché se siamo in Cristo noi preghiamo l'uno per l'altro, affinché Dio possa darci forza e possa benedire la nostra vita. Che Dio possa benedire ognuno di noi nel nome di Gesù. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e che ogni unzione nuova dello Spirito Santo che Lui ha preparato per noi possa scendere su noi, e insieme possiamo dire Amen. C'è cucina.